E come da tradizione concludiamo la penultima puntata occupandoci delle notti colorate. Chiedo al responsabile dell'area metropolitana di Cagliari, per quel che riguarda Confesercenti, come sono andate. Da un punto di vista scenografico sono andate benissimo, nel senso che grandissima affluenza, però c'era la paura che la gente si concentrasse nelle 2 o 3 vie principali, quindi la Piazza Ienne, la Via Manno e la Via Garibaldi. E così è stato. E così purtroppo è stato. Quindi da un punto di vista sicuramente dell'aspetto esteriore è stato molto importante, perché vedere la città così viva è certamente una cosa bellissima. Non basta perché chiaramente poi bisogna capire se il risultato economico delle attività che hanno partecipato è stato positivo. Per quanto riguarda il food, certamente si è lavorato. Per quanto concerne i negozi di abbigliamento, di scarpe, di accessori, lì non ci sono state risultanze positive. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è questo: noi dobbiamo cercare di capire che Cagliari non è solo la zona del porto, la Piazza Ienne e le vie principali. Le vie principali possono essere anche la stessa via Dante, la via Alghero, la via Paoli, che purtroppo non hanno avuto quell'affluenza. Ecco, ma perché questo? Perché non lo sappiamo, perché il motivo, possono essere tanti i motivi. Certamente la presenza di molte attività, ristorazione, gelaterie, bar, anche con la marina, che chiaramente richiama moltissimi turisti e anche i nostri cittadini, fa sviluppare poi il cammino nelle vie limitrofe. Noi dobbiamo cercare di capire che però ci sono tutte le altre vie che stanno soffrendo da quel punto di vista. La preoccupazione era questa, cioè che non ci fosse la presenza diciamo dei clienti nelle vie un attimino un po' più lontane dalla zona, diciamo, del porto, e questo è accaduto. Bisognerebbe rivedere il format delle notti colorate. Parliamo di un argomento di grande attualità che è stato messo in evidenza dal quotidiano L'Unione Sarda la scorsa settimana: il grande successo delle strutture bed and breakfast. Addirittura su 12 milioni di presenze stimate, 8 milioni sono andate in questa alternativa agli alberghi. Sì, bisogna saper leggere anche questo dato, quindi è un dato positivo o un dato negativo? Quindi bisogna approfondirlo questo. Confesercenti come lo legge? Beh, sicuramente il fatto che si possa andare nel bed and breakfast, che ha certamente un costo inferiore, può far pensare che ci sia un turismo non di diciamo, spessore economico alto, e quindi questo potrebbe essere un'arma a doppio taglio. E qui mi riallaccio un attimino anche ai croceristi. Noi vediamo che quando ci sono i croceristi a Cagliari la città è completamente invasa, però non lasciano sul territorio grandi cifre, perché queste crociere qui vengono fatte con pochi euro. Non sono le crociere del nord Europa dove, se te lo puoi permettere, sei uno che ha la capacità economica. Io so che uno dei vostri sogni per il futuro è quello dell'home port. Sarebbe eccezionale, questo certamente avrebbe una ricaduta importantissima, chiaramente perché il crocerista arriva il giorno prima, quindi sta su Cagliari, che è una bellissima città, e sta anche il giorno dopo, insomma dopo la settimana, quindi questo sarebbe certamente molto importante. Però cerchiamo di vederla non solo e esclusivamente in un lato positivo, perché, come ho detto all'inizio, ci sono una marea di commercianti che si lamentano del fatto che la via Dante è vuota, la via Coccortu è vuota, la via Alghero è vuota. Questo dovrebbe far riflettere, perché ben vengano le notti colorate, ma non bastano. Format da rivedere, certamente adesso qui vediamo che c'è molta gente in giro, è bello da vedersi, il risultato economico non è importante, e questo per l'imprenditore nostrano, per il piccolo imprenditore, certamente non è
un qualcosa che gli dice continua a soffrire nelle giornate future. Conclusione ovviamente per il tema del mese, la via Roma pedonalizzata. In questo momento non siamo contenti per due motivi. Abbiamo chiesto prima di questa idea di pedonalizzare dei chiarimenti, non ci sono stati dati, cioè quando si fanno dei tentativi come questo bisogna sapere come il traffico si sviluppa all'interno della città, vanno via dei parcheggi, dove mettiamo i parcheggi, quali sono le imprese che possono esercitare. È chiaro che la via Roma con dei gazebo, dei tavolini degli stessi operatori della via Roma avrebbe dato un impatto visivo nettamente diverso e positivo. Quindi questo è un piccolo appunto che facciamo all'amministrazione. Qualsiasi decisione si prenda, perché non investire gli operatori, gli attori principali che sono gli operatori commerciali, per confrontarsi. Noi operatori sappiamo quali sono le problematiche sul campo, l'amministratore non conosce bene certi meccanismi, quindi noi chiediamo questo: perché non prendiamo delle decisioni mettendo assieme le idee?